Ciao a tutti, 5 maggio 2023. Non so se avete già potuto vedere l'altro video. Sono molto felice perché finalmente ho potuto partecipare di nuovo alla festa di Sant'Ifisio e in concomitanza il Napoli, sapete tutti quanto io ami questa squadra, ha vinto lo scudetto. Sono felicissima, finalmente. Mi trovo eh, vicino ai fiori di mia mamma. Adesso mi sposterò e siete curiosi di sapere dove andrò e perché? Allora, aio, bene che di conto. Belle, vero? Queste sono le clivie, dei fiori stupendi che mamma aveva ricevuto in dono dalla sua amica Grazia, la sorella di Maria Antonietta Chironi, che tantissimi hanno conosciuto perché una cantante che è stata maestra di Alessandro Catte. Per chi è appassionato di cori sa di chi sto parlando. Ehm, Stanno iniziando a sbocciare le rose. Mia mamma amava tantissimo questi fiori, come me, i fiori in generale. Diciamo che ho ereditato da lei questa passione, anche se piacciono parecchio anche a babbo. Ma mia mamma era un'appassionata di poesie, le piacevano tantissimo e quando ero piccolissima me ne ha insegnato tantissimo, ma poesie lunghissime, del calibro di 10 agosto, la canzone di Pirina, la cavalla storna, sono poesie chilometriche e sono convinta che sicuramente una parte, in parte sia dono di natura, ma in parte aver sfruttato, aver fatto lavorare così tanto la memoria mi abbia permesso di avercela formidabile. Beh, tutti i miei amici sanno che devono stare attentissimi a quello che mi dicono perché io poi registro e ricordo, raramente mi dimentico di qualcosa, capita, ma è proprio una volta ogni tanto. E quindi oggi non posso non parlare di un personaggio che a mia mamma piaceva tantissimo. 5 maggio. 5 maggio 1821. Nell'isola di Sant'Elena morì Napoleone. Lasciò questa terra, ma si consacrò. Una gloria, un personaggio senza eguali, paragonabile ad Alessandro Magno e a Giulio Cesare, ma molto più contemporaneo. Mi sto spostando per mostrarvi questi fiori bellissimi, rose rosse, bianche, lilla, sta sbocciando la gialla e tante tantissime calle, tutto attorno ci sono tantissime calle. Riuscite a vederle? Sono splendide. E allora proviamo a raccontare un po' di questo illustre personaggio. Questa è la rosa nera che mio babbo le aveva regalato tanti anni fa ed era la sua preferita in assoluto, il notturno. Torniamo alla storia. Di Napoleone Bonaparte è stato scritto veramente di tutto. Pare sia impossibile poter leggere tutti i libri che sono stati scritti dopo la sua morte. È stato stimato circa uno al giorno e tanto di quello che ci è arrivato non è storia ma è leggenda e alcune volte è veramente difficile capire dove finisca la storia e inizi la leggenda e viceversa. Era nato ad Ajaccio, in Corsica, esattamente l'anno dopo che i genovesi cedettero la Corsica alla Francia. Quindi lui nasce in un'isola e le isole saranno un elemento caratterizzante di tutta la sua vita perché è nato in un'isola, poi è stato esiliato in un'isola ed è morto in un'altra isola, sempre in esilio. La Corsica, l'isola d'Elba e infine l'isola di Sant'Elena. Ehm, Lui è stato inviato dai suoi genitori a frequentare una scuola militare, prima in una località e poi a Parigi, dalla quale uscì a soli 16 anni come tenente. Ehm, Lui era venuto fuori da questa scuola militare come artigliere e non aveva preso una buona valutazione. Anzi, diciamo che era un voto abbastanza basso,
Questa è la dimostrazione che spesso noi veniamo valutati da persone che non sanno comprendere le nostre qualità. Poi però nella vita si dimostra quanto si vale. Quindi non fatevi mai scoraggiare dall'opinione di qualcuno o da un esame non riuscito o da un insuccesso nello studio, perché poi il successo nella vita è tutto un altro argomento. Bene, 16 anni diventa artigliere perché chi l'aveva esaminato aveva capito che lui era brillante, a lui piaceva molto la matematica, nella prima scuola militare che aveva frequentato si era proprio distinto in questa materia. Lui calcolava benissimo la distanza della cannonata e questo gli aveva fatto guadagnare appunto prestigio. E, si dice che Luigi XVI, prima di essere deposto in qualità di re, Luigi XVI, per capirci, è colui che finì sulla ghigliottina. Infatti, state attenti, perché gli unici perdenti sono quelli che perdono la testa. L'aveva elevato al rango di capitano. Poi accaddero molti avvenimenti, tra i quali la rivolta della città di Tolone, che era francese, erano insorti, appoggiati dagli inglesi, si erano praticamente rivoltati alla Francia stessa, per cui si cercò di organizzare una spedizione per rimettere ordine in questa città. E chi ci mandarono? Lui era stato già doppiato per la sua bravura. Mandarono Napoleone, che naturalmente riuscì nell'impresa e quando tornò a Parigi era niente meno che generale. E da lì fu tutta un'ascesa, è stata tutta un'ascesa. Ci vorrebbe veramente tanto per raccontare questa storia lunghissima e interessantissima. Alessandro Manzoni, che l'aveva conosciuto perché Alessandro Manzoni aveva soggiornato a Parigi, aveva persino assistito alle nozze di Napoleone, l'aveva proprio visto passare nelle strade di Parigi il giorno del suo matrimonio e gli ha dedicato una bellissima poesia, appunto 5 maggio, che mamma ripeteva sempre e in particolar modo il 5 maggio incominciava sempre con "Ei fu", e poi mi piaceva tantissimo quel passaggio dove diceva "dalle Alpi alle piramidi, 2 volte sulla polvere, 2 volte sull'altar". Aveva provato tutto, aveva provato la vittoria come aveva provato la sconfitta. E quindi mi sono legata a questa poesia e l'ho sempre citata, ne ho sempre parlato. E poi chiaramente mi sono appassionata e ho studiato Napoleone e ho visto che si è incrociato parecchie volte con la storia italiana, ma anche con la storia sarda. Per esempio, in quel tentativo di conquista dei francesi nel 1793, per capirci, quella battaglia che vinsero i sardi e che l'anno dopo scatenò i motti, per i quali è stata istituita la festa della Sadiesta Sardinia. Quindi Sadiesta Sardinia esiste perché i sardi cacciarono via i francesi nel 1793 e non avendo ricevuto da parte del governo piemontese un riconoscimento, una gratitudine, già erano adirati con loro peraltro, fecero scoppiare i tumulti. Ecco, a comandare quelle navi su alla Maddalena c'era proprio lui, il giovane Napoleone Bonaparte, che tra l'altro ha attraversato appunto le Alpi e dopo una serie di vicissitudini cedette la Venezia agli austriaci. Quando era arrivato in Italia Napoleone era stato visto come la novità, colui che combatte l'antico e vuole portare qualcosa di nuovo, di buono. In realtà era semplicemente un impostore, uno che cercava di farsi strada per sé, non certo per gli altri. Così come quando andò in Egitto, dalle Alpi alle piramidi, andò in Egitto, lui voleva in realtà portar via, conquistare l'Egitto per poi passare all'India e sottrarla agli inglesi. Sta antipatia con gli inglesi l'ha sempre avuta. E a seguito di tutte quelle vicende, poi lui tornò forte a Parigi e si fece incoronare, divenne imperatore. Quindi
questo nuovo ruolo, questo nuovo incarico e secondo le storie che ho letto io fece arrivare il Papa, quindi da Roma arrivò il Papa per incoronarlo, ma a lui non gli fece toccare la corona, in realtà se la pose sul capo. Il Papa c'era, ma guai che la storia potesse raccontare che a incoronare Napoleone era stato il Papa, ma fu lui stesso. Incoronò se stesso e poi Giuseppina, e però commise anche degli errori perché comunque era un comune mortale, sottovalutò la Russia, e il gelo, il generale Inverno riuscì a battere il generale Napoleone e poi dall'esilio dell'isola d'Elba i 100 giorni ed infine depose le armi per finire definitivamente in esilio nell'isola di Sant'Elena. Solo 52 anni, una gloria. Non so se ve l'ho detto all'inizio del video, ma si possono paragonare Alessandro Magno, Giulio Cesare e Napoleone per le loro gesta e per le strategie di guerra Annibale Barca, che era stato veramente un grande. Aveva vinto una battaglia, Annibale, con un numero di soldati nettamente inferiore. Mi piace citarli perché non dobbiamo dimenticare il nostro passato, dobbiamo conoscerla la storia, dobbiamo prendere spunto da loro. Certo, lui, Napoleone, era un guerrafondaio. Ricordo che una volta è stato rappresentato con la bandiera della pace. Dico, proprio questo no. Non è possibile perché Napoleone dovunque è andato ha belligerato. Sono sicura che mia mamma sarebbe molto felice di questo video, magari l'avrei potuta registrare ripetendo tutta la poesia. Lei non amava la videocamera, non amava le fotografie, l'avrei dovuto fare di nascosto, ma nessuno avrebbe immaginato che se ne sarebbe andata via così giovane e veramente non l'ho mai filmata neanche di nascosto. Quindi sono certa che oggi sarà felice di vedere i suoi fiori così splendidi. Sentite gli uccellini che danzano e che cantano e poi l'aver citato il grande Napoleone Bonaparte. Vi saluto, grazie per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. È un po' lunghetto, però Napoleone meritava. Ciao ciao!